Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora pronti, eccoci qua, siamo pronti per iniziare una nuovissima puntata di Made in Polesine. Come sempre Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Ti sei sistemato? Perché Sì, è vero. Abbiamo avuto qualche problema perché sai, stiamo facendo dei lavori e quindi siamo un po' così. Sembra la canzone della Finanda, così. Anzi, salutiamo la grande Milva che purtroppo ci ha lasciato in questi giorni. Che tra l'altro grande donna del Delta, è nata a Goro, eccetera. Va bene, dai. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Andiamo subito con i titoli. Vai. Andiamo veloci. Allora, un polesano a Tokyo, poi Madagascar e missioni. Bietole e Polesine. Qua siamo passati da Madagascar alle bietole come se ne fosse poi. Parliamo anche di riaperture e poi ultimo ma non ultimo, spiagge polesane. Ecco, questi sono i titoli di oggi, ci prepariamo e tra un cicini iniziamo la puntata di oggi di Made in Polesine. E allora siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine, una sistemata al microfono perché ci vuole, insomma, ecco. Allora, primo titolo. Non possiamo darci il sistema di capelli. Al microfono sì. Il microfono possiamo sistemare i capelli, è una cosa praticamente impossibile. Parliamo allora di un polesano a Tokyo. Chi è il polesano a Tokyo? È il nostro amico celeberrimo Riccardo Zanellato. Perché diciamo così? Perché finalmente, dopo quasi un anno e mezzo, ha fatto un'esibizione dal vivo a Tokyo. Con la direzione di Riccardo Muti, quindi decisamente Riccardo è un grandissimo e ci fa piacere annoverarlo tra i polesani che sicuramente hanno una marcia in più. Ma detto questo io l'ho chiamato, ci ho telefonato, abbiamo fatto un servizio poi per lo in diretta e cosa ha detto? Gli ho chiesto un po' di cose, come va, finalmente si riprende eccetera, ho chiesto un pochino come vanno negli altri paesi, se il lockdown è finito, se il coprifuoco non c'è o c'è, eccetera. Allora, sul discorso coprifuoco non mi ha saputo rispondere, onestamente ha detto guarda non sono in grado, era tra l'altro a Madrid quando l'ho chiamato, dopo aver fatto la tournée a Tokyo, e mi diceva guarda non so come sono messi in Spagna, però per esempio a Tokyo è tutto vuoto. Però i teatri erano pieni, abbiamo messo il plexiglass per ognuno, quindi finalmente c'era questa possibilità di esibirsi dal vivo, per un artista sia una cosa straordinaria. Però, perché dico così? Siccome poi c'è questo revisionismo, sembra, ma tutti abbiamo nell'animo che secondo noi queste restrizioni per colpa del Covid sono eccessive, potrebbero però quando senti magari che una persona di cui hai stima, che sicuramente non ti dice fesserie, sta dicendo che in tutto il mondo c'è queste attenzioni, hanno tutti la mascherina, sono tutti preoccupati e ormai la stretta di mano non esiste più, c'è la sgomitata eccetera, quindi questo ci deve fare riflettere. Quindi approfittiamo di questo post per dire da una parte complimenti a Riccardo, abbiamo visto le foto su Instagram e anche su Facebook della sua tournée appunto in Giappone e appunto ci ha dato queste chicche, queste notizie del mondo di cosa succede e quindi ne approfittiamo per riportarvela a voi. Detto questo, musica. Detto questo, noi ci sentiamo, brevissima pausa, come sempre torniamo per il secondo argomento di oggi. Ebbene, siamo così rientrati in diretta su Radio Diva, Radio Colbe e adesso stiamo un po' ridendo perché è fuori onda. No, avevamo promesso che forse li faremo vedere questi fuori onda qualche volta, insomma, quello che si può far vedere, insomma, perché succedono delle cose strane, poi ci mandiamo anche a quel paese sempre amichevolmente. E dopo riprende la diretta sorrisino e tutti secondo titolo. Vai. Madagascar e missioni. Allora c'è tante missioni nel Madagascar. Ricordiamo che Madagascar è una delle popolazioni più povere assolutamente del mondo, veramente così povero che io non neanche se ne può immaginare quanto poveri siano. Tra l'altro
ci sono mete turistiche per quanto riguarda il Madagascar. Chi è stato in Madagascar dice un posto meraviglioso, villaggi straordinari, eccetera. Però la realtà non è quella, perché ci sono delle isole, in questa isola gigantesca, delle piccole isole, dove magari gli europei o gli americani hanno fatto dei bellissimi centri turistici, ma questo non c'entra niente con, appunto, con la popolazione come vive, che effettivamente sta vivendo malissimo. E a fronte di questo, molte sono le missioni specialmente cristiane, ce n'è una che ci è abbastanza vicina, perché è molto vicina, molto legata alla missione di San Giusto, e attraverso la Caliparo, attraverso anche molti cittadini di Portoviro, attraverso la buona volontà di tanti, la presidentessa per prima, eccetera, anche di Portoviro, sono riusciti a trovare i fondi, sono circa 60.000 euro, per fare una risaia, non so di quante centinaia di ettari, che potrebbe dare finalmente un sostegno anche alimentare a questa gente qua, perché purtroppo da una parte manca un po' la cultura anche dell'agricoltura, ma da una parte è gente che l'unico pensiero che hanno è di arrivare a mezzogiorno per poter mangiare. Quindi è difficile poi dire ma devono tirarsi su le maniche, lavorare, eccetera. Quando uno ha fame, penso che probabilmente non è così facile. Noi del nostro scranno che vogliamo insegnare a stare a lavoro tutti, sì, è vero. forse ecco. Quindi io volevo fare veramente i complimenti a questo. So che ci sarà una diretta Facebook con tutti i protagonisti, compreso anche il missionario che sta appunto seguendo in Madagascar tutta l'operazione. Hanno mandato un tecnico in Madagascar, è stato là un paio di mesi, per inquadrare tutta questa risaia, quindi speriamo che magari fra 10-15 anni, attraverso questi movimenti di buona volontà da parte dei missionari, penso non solo sia missionari cristiani che anche laici, il Madagascar riesca a tirarsi su da questa condizione che effettivamente è uno dei posti più poveri del mondo. Io non lo sapevo, perché poi nel mio immaginario ci sono le varie spiagge che si vedono, meraviglia qua, meraviglia là, invece la realtà è molto diversa. Quindi complimenti ai missionari di San Giusto. Bene, allora abbiamo così esaurito questo secondo argomento, ci sentiamo tra pochissimo allora per, come sempre, continuare Made in Polesine. E siamo sempre noi, siamo rientrati in diretta come sempre su Radio Diva, ma è anche a Radio Colbe Rovigo. Vi ricordo la prima messa in onda di Made in Polesine il giovedì, poi durante il fine settimana le varie repliche sia su Radio Diva e anche su Radio Colbe. Ulteriore titolo, posso andare? Vai. Bietole e Polesine. Bietole e Polesine. Allora c'era un report da parte della regione Veneto che diceva che i primi produttori di bietole in Veneto sono il Polesine, 3.800 ettari, che è pari al 38% della produzione del Veneto totale. E quindi va bene, questo Una cosa importante sicuramente. La domanda è questa. Avevamo ne abbiamo già parlato, però dopo subentra il discorso che certe cose, certi meccanismi non li capiamo. C'è un grosso zuccherificio a Portoviro che è stato chiuso in una posizione strategica, perché c'era Romea vicino, svincoli abbastanza fatti bene, e la produzione viene fatta in Polesine, tra l'altro non solo in Polesine in generale, ma quasi esclusivamente da Villadosia in giù, quindi era molto più pratico che andare a Pontelongo. Non so se i nostri ascoltatori sanno dov'è Pontelongo. Pontelongo è tra Pieve di Sacco e Adria, ed è una strada che basta che ci sia una bicicletta, il traffico si blocca, perché 2 camion e una bicicletta non passano. Esatto. In momento poi di agricoltura e di bietole passano tutti i trattori con le bietole, quindi c'è un problema logistico per arrivare a Pontelongo, oltre alle spese. E quindi la domanda è questa: ma noi non abbiamo qualche politico di riferimento che possa ogni tanto bloccare questa diaspora di tutte le nostre cose? Cioè, uno zuccherificio che era così importante, che dava lavoro a centinaia di persone, che aveva un indotto importante, eccetera, ce l'ha chiuso per poi portare in un posto che è in casa di Dio, che è fuori mano, è fuori mano, ecco, sì, tutto qua. sinceramente sì. Quindi, vabbè, ne abbiamo già parlato. Io tempo fa avevo intervistato il presidente della Coprovi, che è appunto il consorzio di cooperative che gestiscono i 2 zuccherifici che abbiamo in Italia. 2 ne sono rimasti, 2. Ce n'erano 6-7 solo qua da noi. In Italia. Ecco. E diceva che è possibile in Portoviro non si riaprirà mai, e quindi questo ci dispiace. Noi avremo bisogno di qualche politico nostro che ogni tanto si arrabbia, batte i pugni sul tavolo e ottiene qualcosa, ma questa è utopia.
E questa è una storia, insomma, questa è una storia che ogni volta ne abbiamo già parlato, insomma, parlato. evidentemente chi è in quel momento, diciamolo, al potere o comunque ha la situazione in mano, non fa abbastanza, non è Polesine. o non vuol farlo, chi lo sa, perché insomma varie realtà se ne sono andate e vabbè, non stiamo qua, dopo andiamo Ma il fatto sta che comunque questo zuccherificio secondo me è stato uno scempio doverlo chiudere, anche perché mi ricordo che quando l'hanno chiuso 3-4 anni prima avevano speso non so quanti centinaia di milioni del vecchio conio per sistemarlo. E poi l'ha chiuso. Siccome poi quelle cose lì vengono poi con le tasse e altre cose, perché c'era una compartecipazione anche dello Stato, eccetera, non era solo ditte private, quindi questo ci dispiace. Capito? Primi produttori del Polesine, andiamo a portarli a Pontelongo. Sì. Dai, c'è massa Fulvio. Furbissimi. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Ed eccolo qua, miei cari, l'ultimo argomento di oggi, parliamo di spiagge polesane. Spiagge polesane. Sono positive, nel senso allora io sono andato in particolar modo a Rosolina Mare, ricordiamo che Barricata sta ancora mettendo a posto il ponte, non c'è ancora il gestore, eccetera, quindi speriamo che quanto prima siamo un po' in ritardo per Pasqua, però vabbè, ci sta. Però sono stato a Rosolina Mare, tutti i bagni si stanno preparando, giustamente dicono ci hanno preso in contropiede, sembrava che dovessimo aprire al 15 maggio, adesso invece dobbiamo aprire prima e ben venga, potremo veramente sfruttare questo, però non è che aprire un bagno ci metti 2 giorni, ci metti un bagno grosso minimo un mese, perché pianta gli ombrelloni, spiana la terra, sistema tutte le buche, pulisci la spiaggia, eccetera. C'è da fare, c'è molto da fare. Anche questo fa parte di quella poca attenzione che si ha per chi lavora da Roma, ma questa è un'altra storia. Però ecco, i bagni si stanno preparando, chiedendo come è andata l'anno scorso, hanno detto tutti, guarda, nonostante tutto ci siamo salvati. Però anche qua uno dei freni, l'hanno detto le 2 o 3 persone che ho intervistato, a Bagni del Moro, il Perla e anche Primavera, e ci dicevano, noi siamo penalizzati, primo da gente che non sta facendo prenotazioni, perché è indeciso, non ha ancora capito cosa succederà, eccetera, quindi le prenotazioni, anche sentendo gli operatori delle varie immobiliari, non stanno arrivando a prenotazioni. E seconda battuta, anche loro hanno il problema del coprifuoco, cioè nel senso che la spiaggia, se devi fare qualche manifestazione, tutti i ristoranti o bar o pub che vogliono fare musica, eccetera, sono penalizzati al 100%. Che dire, dopo alla fine troveremo un sistema, perché non c'è creativo al mondo più che l'italiano, quindi troveremo un sistema per una sgattaiolata via per superare l'ostacolo. Però lavorare in questo sistema è fatica. Noi auguriamo veramente che la stagione sia buona, perché una stagione buona vuol dire portare tanti soldini nelle case degli italiani, perché tanti fanno il lavoro stagionale, perché le persone c'è un indotto col mare da noi importante, quindi ben venga che lavorino bene. Speriamo veramente che non mettano ulteriormente il bastone tra le ruote. Più di così, insomma, se non si possa. Però perlomeno l'anno scorso era cominciato il 15 giugno, scusa. Quest'anno però non c'era il coprifuoco. L'anno scorso si poteva rimanere fuori anche sino al mattino, insomma, si poteva vivere un po' durante almeno la stagione estiva, e questo è quello che ci auguriamo anche quest'anno, insomma, che ci diano la possibilità di essere un po' più liberi in questa che è la stagione più bella sicuramente dell'anno. Nel frattempo sono arrivati i vaccini, quindi questa è una nota positiva, quindi cominciano a più o meno mettersi a regime. Dai, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. E con questo, miei cari, siamo veramente giunti al termine di questa puntata di oggi. Scoppiettante di Made in Polesine. Come sempre, insomma, un po' di polemica, se vogliamo, la mettiamo anche per riuscire a smuovere un po' gli animi, se vogliamo. Secondo te ci ascoltano? Ma sì, ci ascolta. Dopo non so se ci danno retta. Ci ascolta. Perlomeno è qualcosa, si riesce a muovere. Dai. Si dice, secondo me ci ascoltano. E poi bisogna scuotere le spalle per chi ci sta ascoltando per radio. Ci ascoltano. Vabbè, dai, allora noi ci sentiamo come sempre la prossima settimana su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Un ringraziamento a tutti voi che ci seguite costantemente
tutte le settimane, e quindi a questo punto da parte mia, Davide Stefanelli, Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana, buon fine settimana, diciamolo bene. C'è tempo rotto. Sì, c'è tempo rotto. E il nostro classico countdown, 3, 2, 1, ciao a tutti. Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.